Dottor Gaio, questo è un momento complesso per l'economia mondiale, ma qual è lo stato di salute delle imprese venete e trevigiane dopo la pandemia e anche dopo la guerra che sta ancora imperversando in Ucraina? Ma lo stato di salute è discretamente buono. Io non sono allarmista né sono troppo ottimista, sono diciamo una saggia via di mezzo, perché qui c'è un mondo imprenditoriale, soprattutto nel nord-est, che è un mondo imprenditoriale con alcuni esempi clamorosi tipo la Luxottica, ma nella media, per tenerci nella media, sono aziende sane, serie, dove c'è molta voglia di fare, di innovare, di investire. Questo storicamente perché è nato nel dopoguerra. Poi abbiamo avuto un momento, anche noi diciamo, perché io ne faccio parte, in cui abbiamo un po' rallentato e da locomotiva siamo diventati in momenti un trenino. No? Ecco, adesso stiamo di nuovo secondo me ripartendo, perché vedo che la capacità imprenditoriale si sviluppa anche in momenti difficili e che vi ricordo sono recentissimamente, voi ve le ricordate, tre, cioè la crisi del 2008-9 che è stata molto pesante e molto lunga, il Covid che ormai dura da più di 2 anni e mezzo, e questa guerra ucraina che non si sa bene di preciso neanche che tipo di previsione si possa fare, ma il mio augurio è che possa finire il più presto possibile per il beneficio di chiunque, anche per gli ucraini e i russi evidentemente. Quindi il mio atteggiamento in questo momento è auguriamoci che la guerra finisca e sono convinto che l'economia si può riprendere. Per 30 anni abbiamo avuto anche in questo territorio il mito della delocalizzazione, ma è ancora un vantaggio per le imprese italiane, anche del nostro territorio, delocalizzare in altri paesi o lei ha una posizione differente? Ma lei ha detto bene, il mito, cioè, è stato un mito, sembrava che delocalizzandoci noi avremmo risolto molti problemi, invece non è stato così oggettivamente. Io ricordo una trentina d'anni fa c'era la localizzazione in Romania, che sembrava, addirittura la Romania sembrava una succursale dell'industria italiana, no? Soprattutto Timisoara. Abbiamo visto invece che col tempo sì, il costo del lavoro è molto più basso, ma quello non è sufficiente. Abbiamo visto che poi anche il costo del lavoro si allinea in tutte le parti del mondo. Ecco. Poi non trovi i tecnici, devi mandare i tecnici tuoi. Io ho visto tanti che avevano delocalizzato in paesi anche non solo come la Romania, posso parlare anche dell'Austria, della Carinzia per esempio, che ha attratto imprenditori italiani, molti dei quali sono tornati indietro. Quindi la delocalizzazione così come è stata fatta, secondo me oggi e in futuro funzionerà poco. Bisogna trovare in loco la capacità di gestire bene le aziende, investendo molto, soprattutto in innovazione, in ricerca, in formazione del personale, in formazione imprenditoriale. Ecco, se noi facciamo così, allora l'Italia torna ad essere, era il quarto o quinto paese industriale del mondo una volta, poi è precipitato in fondo. Spero che possa ritornare così, con una maggiore consapevolezza della funzione imprenditoriale. Ecco, perché una cosa che non dobbiamo dimenticare, ecco, e che ci incombe è che finita la guerra, che mi auguro rapida, ma non purtroppo rapidissima, è finito il Covid assorbito, rimane il clamoroso problema, i clamorosi problemi mondiali del riscaldamento globale, dell'inquinamento, della sovrappopolazione, della deforestazione, della cementificazione, tutte cose che richiedono uno sforzo collettivo a lunga, se non a lunghissima scadenza. Da anni lei è un grande sostenitore del percorso di integrazione fra imprese, con fusioni, incorporazioni. Ecco, e questa è la strada che devono prendere le nostre aziende, anche le imprese trevigiane, per riuscire a competere realmente nei mercati internazionali? Sì, ci sono proprio dei rischi che sono diventati oggettivi, perché finché i mercati tiravano, ci si sviluppava, l'economia funzionava, allora bastava produrre e i mercati assorbivano. Oggi non è così, è molto più complesso, i mercati sono più ristretti, il futuro non è così roseo, anzi, se noi complessivamente vediamo i problemi globali del mondo, noi dovremmo ridurre un po' i consumi e migliorarli. Quindi, allora, una delle cose che ci portiamo dietro è una dimensione troppo piccola, basata su un'imprenditoria
come si dice, poco attrezzata per affrontare queste sfide del futuro. Bisogna che diventiamo più grandi, perché più grandi produciamo meglio, a costi più competitivi, abbiamo più forza, possiamo fare miglior logistica, possiamo fare tutto meglio. L'unico inconveniente che c'è, per il quale mi sento spesso queste lamentele, è proprio tipico della nostra imprenditoria, che è difficile mettersi insieme, perché ognuno, un po' c'è la sindrome del padrone, no? In casa mia sono padrone io, e quindi, ecco, invece oggi io direi a chiunque imprenditore che avesse una dimensione medio-piccola in un certo mercato: guarda che quello non è il tuo concorrente, sì lo è se tu lo consideri tale, ma potrebbe essere il tuo alleato. Guarda, dico una banalità del proverbio: l'unione fa la forza. Non aveva nessun senso fino a ieri l'altro, oppure fino a 10 anni fa, perché tanto ognuno andava avanti, ogni anno tirava fuori il cassetto, aveva dei buoni risultati, cosa vuoi di più? Cosa vuoi proporre a chi va già bene? Nulla. Ma oggi non è più così. Quindi una dimensione piccola addirittura è sbagliata, quella artigianale. Gli stessi artigiani che magari sono in 3, per dire, ma anche quelli devono unirsi. Sì, devono fare, per esempio, non so, creare delle reti, non magari unirsi socialmente o unirsi come società e farne una sola di 3. Anche questo può essere. Io ho visto alcuni casi in cui alcune aziende hanno assorbito altre e sono diventati molto più grandi. Funziona meglio a costi più competitivi la finanza, la stessa produzione, la logistica, cioè la distribuzione dei prodotti, e quindi questa dimensione è una dimensione un po' crisi ed è un fenomeno che non è così semplice da risolvere e richiede un periodo di tempo a medio termine. Non credo che in Italia e nel nord-est in particolare questo processo verrà affrontato e in parte risolto a breve. Occorreranno da 5 a 10 anni, non meno. Però se non si va in questa direzione diventerà sempre più difficile per le aziende più piccole, che non riescono più ad essere competitive. Questo è il concetto.